Buonasera a tutti e benvenuti al nostro appuntamento del lunedì con la nutrizionista risponde. Oggi affronteremo un argomento che mi sta molto a cuore. Cosa mettiamo nello zainetto dei nostri bimbi? Quindi una merenda sana, no? La merenda sana per i nostri piccoli che hanno ripreso la loro routine, quindi che hanno ripreso ad andare a scuola. E a tal proposito, questa mattina ho avuto un confronto con una mamma che mi ha molto intenerita perché è una donna preoccupata per la sua bimba, sia per la salute fisica ma anche per quella psicologica, perché secondo lei la sua bimba non segue un'adeguata alimentazione e spesso e volentieri la signora se ne fa anche una colpa. Eh, diciamo che noi famiglia, noi genitori dovremmo essere d'esempio per i nostri bimbi, perché loro ci vedono come degli eroi, degli idoli, di conseguenza imitano molto i nostri atteggiamenti e lo fanno anche a tavola. Perciò come primo consiglio che mi sento di darvi è di date l'esempio. Se voi avete un'alimentazione varia, equilibrata, se mangiate la frutta, la verdura, se alternate i cibi, vedrete che i vostri piccoli pian piano vi seguiranno. E poi soprattutto l'alimentazione non deve essere un'ossessione. Ecco, se il nostro piccolo un giorno decide di saltare la merenda perché dice di non aver fame o è intento a fare un suo progetto, lasciamolo fare, lasciamolo finire, non ossessioniamolo con la merenda, perché il cibo deve essere per il bimbo deve essere convivialità, deve essere un piacere, no? Se noi glielo facciamo vivere come un incubo, allora il piccolo avrà un rifiuto, no? Non avrà una buona relazione poi con l'alimentazione e con le varie pietanze. Perciò volevo un attimo dare una mano, perché per quanto sia meraviglioso essere genitori, io penso che sia il mestiere più difficile che possa esserci. E quindi di conseguenza educare i nostri piccoli diventa sempre più difficile, diventa difficile nel momento in cui quotidianamente vengono prodotti degli alimenti ricchi di zuccheri, appetibili, palatabili, ecco, per il palato dei nostri piccoli, ma alquanto dannosi. Quando alle casse dei supermercati, quando arriviamo alla cassa, entriamo un attimo in panico, no? Noi mamme spesso, perché ci sono tutte quelle merendine, quei junk food, no? Quel cibo spazzatura che viene messo lì apposta per attirare l'attenzione dei nostri piccoli ed è sempre un po' un tira e molla, no? Quello che mi sento di consigliarvi è di non demonizzare tutti gli alimenti, non escludete completamente gli alimenti, questi alimenti anche, perché i bimbi tendono a sentirsi diversi dai loro compagnetti. Sicuramente limitare l'assunzione di questi alimenti è fondamentale perché loro abbiano una sana alimentazione e che poi verrà protratta nel tempo e se la ritroveranno anche da adulti, no? Da tramandare poi alla loro progenie. Quindi è necessario che ogni tanto concediamo ai nostri piccoli questi alimenti. L'importante è che non perdiamo di vista la situazione, ecco, che non ci facciamo prendere tanto la mano. A scuola è importante che i nostri piccoli abbiano una merenda sana, una merenda leggera, che non li appesantisca, che non li renda poi stanchi, quindi una merenda non carica di zuccheri e grassi che possa poi appesantire, quindi non è semplice poi per loro riprendere le attività scolastiche, no? Dopo aver mangiato magari un alimento molto, molto grasso o molto zuccherino. Quindi alternare quotidianamente e far capire ai nostri piccoli che il fatto di stare a dieta non vuol dire drasticità,
ok? Vuol dire mangiare in modo sano per stare bene e quindi inizieranno a scoprire nuovi gusti e nuove e apprezzeranno, ecco, nel tempo poi apprezzeranno. Quindi cosa portare a scuola? Innanzitutto ogni tanto è possibile portare un panino o del pane, magari del pane ai cereali, non pancarré. Pane, che sia ai cereali, che sia di segale, quindi con del prosciutto crudo magari sgrassato, non tanto salato, ogni tanto con del prosciutto cotto, evitando quindi salami e quant'altro. Poi si può pensare ad uno yogurt con della frutta secca. Per esempio, spesso noi genitori non abbiamo l'abitudine di dare ai nostri bimbi il sacchettino con la frutta secca. In realtà è una merenda sana, varia, leggera, che però dà dei grassi buoni ai nostri piccoli e quindi una ripresa scolastica ottima. Dare della frutta fresca ai bimbi, lo yogurt per esempio, dare dello yogurt con un sacchettino con un po' di cereali e frutta secca a parte potrebbe essere un'idea, ma anche fare una torta in casa, per esempio una torta di mele o fare dei biscotti in casa, no? Da sostituire alle classiche brioche o quindi a queste merendine ricchissime di grassi, di zuccheri e di farina raffinata, no? Quindi questi prodotti da forno che sono ricchi di conservanti, palatabili, vi ripeto, ma non alquanto dannosi. Perciò si può pensare di dare questo ai nostri bimbi, no? Quindi alternando di giorno in giorno, dare del pane con della ricotta, il pane col pomodoro, e sembrano cose assurde e perché non siamo più abituati a vedere questo, però dovrebbe essere così. Dovremmo cercare di inculcare già dalla prima infanzia ai nostri piccoli il buon cibo, le buone pietanze, gli alimenti che fanno bene, e anche le carote, portare delle carote non sarebbe male. Portare delle carote tagliate a stick da sgranocchiare a merenda. È inusuale nella nostra cultura probabilmente, però sono quelle merende che fanno bene ai nostri piccoli. Una bevanda vegetale, per esempio, ci sono i brick di latte vegetale, latte di riso, latte d'avena, quindi proporre anche ai nostri piccoli alternative al classico succo di frutta, no? Che è ricco essenzialmente solo di zuccheri, quindi è necessario dare l'esempio, cioè dobbiamo essere noi a far assaggiare ai nostri piccoli sapori nuovi, sapori buoni, che verranno apprezzati sicuramente. Io per il momento vi lascio, per qualsiasi cosa potete ricontattarmi e aspetto i vostri feedback. Buona serata.